All'Ascom l'hanno chiamato premio alla generazione T, che sta per terziario, ma soprattutto trasformazione. Ma molti in quel T vedono anche tenacia dei commercianti, soprattutto nei centri storici, che non vogliono cedere allo strapotere dei centri commerciali. 52 le imprese della marca che domenica pomeriggio saranno di scena al Comunale, tutti che combattono ogni giorno da almeno 40 anni. Chi ha resistito 40 anni non è un eroe, è semplicemente la persona più flessibile, più aperta, più intelligente per affrontare il mercato nel modo giusto, cioè rispondendo alle esigenze del consumatore. E che sia un premio, oltre a chi si è saputo trasformare rinnovandosi costantemente, anche a chi sta in trincea ogni giorno, lo dimostra l'orario di inizio della manifestazione per accontentare tutti. Questo dà l'idea del perché sia difficile all'interno del terziario il ricambio generazionale in alcune situazioni. Per cui penso per esempio a chi fa accoglienza piuttosto che ristorazione. Questi hanno finito il primo turno licenziando le camere oppure servendo il pasto di mezzogiorno e si preparano per il secondo, e quindi abbiamo collocato il premio la domenica pomeriggio dalle 15:45 alle 18:30 al massimo per consentire loro di andare a lavorare dopo. Sarà anche il momento dell'addio con l'ultimo discorso del presidente dei commercianti, un pomeriggio davvero particolare soprattutto per Salvadori, che tra l'altro premierà se stesso. Questo è un colpo basso che mi ha messo in grande difficoltà, l'ho scoperto stamattina e quindi devo precettare la mia azienda, che è fatta soprattutto dai miei familiari, perché io ci sono relativamente, perché siano loro a raccogliere il premio.